Ha raggiunto la sala d'attesa del centro unico di prenotazione del locale ospedale civile armato di una pistola scacciacani, poi un 48enne di origini moldave, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, ha iniziato a sparare in aria diversi colpi. Immediatamente una guardia giurata ha allertato i carabinieri della compagnia di Castelfranco, che hanno raggiunto l'uomo bloccandolo. Fortunatamente in quel momento non c'erano né pazienti né sanitari. L'arma, priva di tappo rosso, è stata sequestrata, così come una quindicina di munizioni a salve calibro 8 mm. Le ipotesi di reato a carico del 48enne, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, sono porto di oggetti atti ad offendere e molestia o disturbo alle persone. Nel pomeriggio scorso a Treviso un trentenne italiano sottoposto ad un controllo da parte dei carabinieri è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di una pistola a gas priva di tappo rosso riproducente un modello in uso alle forze di polizia. Anche in questo caso l'arma è stata sequestrata e l'uomo denunciato per porto d'armi e oggetti atti ad offendere.